Siete tra i primi ad arrivare, non temete il caldo? No, assolutamente no, per Tiziano questo è altro. Da quanto lo seguite? Ma da quando più o meno ero piccola, che mia mamma mi faceva ascoltare le canzoni in macchina, così. Qual è la vostra canzone preferita? Ti scatterò una Sì, foto. anche la mia. Cancelli dello Stadio Euganeo aperti dalle 16:30 di oggi pomeriggio, ma i primi fan di Tiziano Ferro sono arrivati a Padova già dal mattino, in 30.000, sfidando il caldo e le alte temperature per ascoltare i grandi successi del cantante. Sono arrivati da tutto il Veneto. L'abbiamo sempre seguito, perché ma è la prima volta che veniamo al concerto, per cui abbiamo visto i biglietti quando sono stati rimessi in vendita dopo il Covid. Ho detto basta, ci prendiamo dentro e andiamo via, basta. La vostra canzone preferita? Per dirmi ciao. Più o meno 8 anni, la prima volta che sono andata in Arena a Verona a ascoltarlo. E quindi questa è la seconda volta che Seconda volta che vengo, sì. Canzone preferita? E ti scatterò una foto. Sì, è la prima volta che veniamo a vederlo. Canzone preferita? Ti scatterò una foto? Ciao, la tua canzone preferita? Indietro. Come per il concerto di Marco Mengoni e per quello dei Rammstein è stato disposto un imponente piano di sicurezza e viabilità per evitare disagi in città, controlli imponenti delle forze dell'ordine e della sicurezza ai cancelli. L'area dello stadio verrà sorvegliata dall'alto dall'elicottero della polizia. Bus navetta operativi dalle 17 alle 21 nei parcheggi vicino al Crown Plaza di Dimena, ex Canova di via Sarpi e Central Park di via Annibale da Bassano. Il rientro dalle 23 all'1:30. I parcheggi aperti anche al Teatro Geox e quelli vicino allo stadio in via Nereo Rocco. Per i padovani si consiglia di arrivare all'Euganeo a piedi.